Chi si ammala di Covid e viene ricoverato attualmente ha un'età media fra i 45 e i 64 anni. Aver vaccinato una fetta importante della popolazione anziana è un fattore decisivo in una fase di ricoveri ospedalieri sempre elevata. Quindi vedete che in novembre il maggior numero era 75-84, 65-74, questi facevano la grossa, adesso ci siamo spostati a 45-64. Lo vediamo molto di più i ricoveri del 27 gennaio o del 30 marzo, dove dal 27 gennaio al 30 marzo adesso la maggior parte dei ricoveri sono nella fascia 50-69 anni. Mentre prima, il 27 gennaio, avevamo 80-89. Impossibile, ha spiegato l'ingegner Fattori, prevedere quanto vicino sia il picco dei contagi. Nella seconda ondata crescevamo molto più velocemente, qui ho rappresentato con due linee la velocità di curva, vedete che una è molto più inclinata rispetto all'altra. Quindi in questo momento cresciamo più lentamente della seconda ondata di ottobre-novembre, esatto, ma siamo per il momento ancora in crescita. Vaccinarsi diventa ancora più fondamentale e il Veneto seguirà a ruota la Liguria, prima regione che abbia applicato l'accordo siglato a livello nazionale con i farmacisti che daranno una spinta importante da subito nella prenotazione e appena possibile direttamente nel somministrare le dosi. Le farmacie si impegnano anche a aiutare nella compilazione della varia documentazione necessaria. Nel frattempo, ieri sera si è chiuso formalmente a livello nazionale l'accordo che quindi è stato raggiunto tra Ministero, Conferenza delle Regioni e nel caso specifico come negli altri accordi ha firmato il Presidente Bonaccini e le sigle delle farmacie per la vaccinazione, quindi per il passaggio successivo. Quindi noi adesso riconvocheremo il tavolo per poi formalizzare l'accordo regionale. Cosa prevede in grandi linee l'accordo nazionale che poi sarà declinato su base regionale? Prevede che all'interno delle farmacie si possa effettuare la vaccinazione, che la vaccinazione la può effettuare anche il farmacista, previo un corso dell'Istituto Superiore di Sanità che si può fare a distanza.